Professor Pascolini, il protocollo tra il Comune di Udine e l'Università del Friuli prevede delle azioni concrete, si apre uno spazio di collaborazione verso quali direzioni? Le direzioni sono molteplici, alcune sono già in fase di partenza, ad esempio ci sarà questa interessantissima collaborazione per l'apertura dei musei serali con studenti che verranno appositamente formati in occasioni particolari, in una visione più ampia di conoscenza della città. Un'altra esperienza che sicuramente è anche questa già pronta per partire è sul tema della mobilità. E quindi idee che sono nate anche dall'hackathon degli studenti, mobilità che vuol dire trasporti, che vuol dire sostenibilità, che vuol dire creare delle opportunità per gli studenti e per la città anche nei confronti di nuovi mezzi di trasporto. Un altro elemento interessante è quello sul sociale, che è un altro tema interessante. Questo potrebbe declinarsi da un lato nell'ambito di Orienta Salute con l'attività nelle scuole sul tema dell'igiene orale, della sessualità, del ben vivere, però dall'altro anche come supporto ad esempio nei doposcuola del comune, comunali oppure nelle ludoteche. Più in generale però quello che mi interessa sottolineare è che sulle tematiche verranno da subito attivati dei tavoli di lavoro tra comune, università e portatori di interesse o attori locali per dare veramente concretezza a queste idee che riguardano la comunicazione, riguardano ad esempio il trasferimento della ricerca e del lavoro dell'università alla città, ma anche riuscire a integrare questa città con l'università. Il protocollo è per la città da parte dell'università, ma anche la città che lavora per l'università.